Buonasera, ben ritrovati amici di Terzo Tempo. Gli argomenti di questa puntata: parleremo di San Luigi, ospite mister Massimiliano Pocecco, un altro scontro diretto in chiave salvezza vinto dai suoi, parleremo di Re Ciriello, tripletta, bomber dell'eccellenza, 252 gol ai dilettanti, parleremo dell'esonero di Bradaschi, al tema di giornata, un gennaio movimentato per le panchine. Vi proporremo la sintesi ampia di LMEC Ons, partita bellissima e in eccellenza, e poi le nostre nomination come al solito, questa sera però non dagli studi di Udine ma a Trieste, riassunto di giornata e partiamo. Perdiamo se giochiamo così. Insomma, poche, 3 sconfitte. San Luigi, per credo l'unica ragione per cui ormai veramente dobbiamo seguire il campionato di Serie B, visto che diventa l'unica ragione, dici? Sì, secondo me sì, per le nostre regionali sì. 3 punti d'oro, grande prestazione dei miei, credo che sia un risultato meritato. L'ambiente qua la vive con la serenità questa cosa qua, non abbiamo l'assillo di vincere per forza. Non siamo lo squadrone che ci sono stati gli anni passati, per cui rischi di farlo in testa dall'inizio alla fine. Siete in crisi comunque, no? Che volete, chiamatela come vuoi, puoi chiamarla crisi, ma noi siamo ancora primi, per cui ce la giochiamo. Sabato il Tamai arriva così alla sfida con l'UFM. Stiamo parlando di un campionato bellissimo, c'è la variante che dice potevamo essere primi. Durante il percorso c'è la possibilità di mettere una bandierina importante, oggi è uno di quei giorni. 1-1, un altro pareggio per il Casarsa, ottima prestazione, buon punto per il Fiumicello. Quindi il pareggio secondo me tutto sommato è giusto. Qual è il risultato di giornata, Corbatto? Per me la Triestina che continua a vincere anche sul campo del Deportivo. Segna sempre Paliaga ultimamente, da quando ha fatto i 200. Risultato di giornata in eccellenza. Un segnale al campionato e un messaggio di fumo anche a Pratolina e compagni. Io dico San Vitese. Direi la Variamo Orpean, cioè la vittoria di Chionsa, la Variamo Orpean. Per me la gran bella vittoria anche del Muggia contro la Juventina. Muggia nel segno di Ciriello. Buonasera, ci siamo, puntata da Trieste. Comincio dall'ospite di stasera, prima degli opinionisti, perché stasera a Trieste abbiamo il mister del San Luigi, l'ultimo che ha vinto l'eccellenza, quindi ci aiuterà benissimo a raccontare questa eccellenza fortemente equilibrata. Massimiliano Pocecco, buonasera. Buonasera a voi. Quasi sembra fatto apposta dalla regia, non so, dietro ti hanno messo un'ombra. Te la ricordi? De Agostini, te lo ricordi? Ciao mister. Sempre dietro però, No, non ti abbiamo sentito, Dea, brutta questa, ti ha detto che sempre dietro. Io gli ho detto, mi tocca sempre stare dietro. Ciao mister. Va bene, non entriamo troppo nei dettagli, diciamo che è una bella puntata perché abbiamo 2 mister importanti, abbiamo 2 opinionisti quasi importanti, insomma, 2 Simone Fornasiere. Buonasera a tutti. Simone Mauro. Buonasera a tutti, non importanti ma di peso sicuro. Ah certo, insomma siamo appena arrivati da un aperitivo bellissimo a Trieste, noi veniamo sempre volentieri negli studi di Tele4, però adesso entriamo nel vivo di questa puntata. Cominciamo dalla Serie D, cominciamo da questo San Luigi che vince lo scontro diretto, Arcobaleno sopra Portogruaro, no, sopra Via Felluga, servizio. Bello l'Arcobaleno, bello per loro soprattutto, che comunque obiettivamente hanno disputato una gara
maschia, fisica, con idee, per cui insomma noi siamo stati un po' troppo morbidi nel primo tempo. Mister Gianluca Rorato del Portogruaro promuove il San Luigi e riconosce i meriti dell'avversario che gioca la partita a salvezza tatticamente e mentalmente al meglio. Abbiamo evidenziato i loro pregi, che sono quelli della corsa, della grinta, della cattiveria agonistica, del recuperare la palla e creare immediatamente una situazione pericolosa per la squadra avversaria. Mi è piaciuto lo spirito, sapevo che sono una squadra battagliera che tende a non far giocare le squadre avversarie, che gioca sul recupero palla, la ripartenza, mentalità giusta per la salvezza. Una squadra che sta bene fisicamente. Domenica gli mancavano dei pezzi importanti, però nonostante questo sono venuti a Portogruaro e hanno fatto la loro più che dignitosa partita. Un San Luigi senza i top del reparto offensivo, va in gol e la sblocca con un simbolo come Zetto, primo gol in carriera in Serie D, e poi con un ex Abdoulaye, prodotto locale, 4 gol in questo campionato. Un San Luigi versione salvezza che vince ancora uno scontro diretto da aggiungere a quelli con Conegliano, andata e ritorno, Obermais, Calvinoale. È così che mister Pocecco e i suoi ragazzi lavorano per costruire la salvezza. Loro sono focalizzati in toto sul loro obiettivo. Come per noi, anche per loro, venire a far 3 punti a Portogruaro era fondamentale per dare una sterzata decisiva. E loro ci sono riusciti, quindi sì, stanno bene di testa, stanno bene fisicamente, ripeto, nonostante le assenze importanti che avevano, sono venuti a Portogruaro a fare una gran prestazione. E mentre il Portogruaro ha l'ultima chiamata con l'Obermais per sperare in una salvezza che sarebbe miracolosa, il San Luigi deve continuare così, domenica col Vigasio, e poi ancora per centrare una salvezza possibile, ma che non dimentichiamolo, sarebbe qualcosa di speciale, come quando si vede un arcobaleno. Non vi ho chiesto come al solito il tema che vi piace di più, io ho scelto il San Luigi evidentemente, il tuo quale sarebbe stato? Anche il mio, il San Luigi, anche se Ciriello mi piace molto, ma il San Luigi merita la copertina. Poi ti dico una roba sul tuo servizio, se me la concedi. Sì, Simone Mauro? Il mio è Bradaschia perché è molto... È tema di giornata, Pocecco? Sandro, dai, parliamo del tuo San Luigi. Sentiamo... De Agostini, quale tema sceglieresti? Anch'io Sanlu. Allora, parliamo di questo San Luigi. Cosa devi dirmi prima di sentire? Over the rainbow, ma fino a questo momento non c'è stato un rainbow, un temporale nella stagione di San Luigi. Io, non perché c'è qua il mister, ma faccio i complimenti. È stata una stagione con tante giornate serene per il San Luigi, quindi ben venga l'arcobaleno che comunque è anteprima del ritorno al sereno, ma in caso a San Luigi faccio i complimenti a mister Max Pocecco, ripeto, non perché è un amico, ma insomma San Luigi ha vissuto un campionato sereno fino a questo momento, bravi. Un campionato sereno, ma la specialità di questo campionato non dobbiamo dimenticarla, no? In quel senso anche vincere tutti questi scontri diretti. Max, siete una squadra che sta dimostrando di avere, come ha detto, hai sentito Rorato, tante cose belle, vi ha detto mentalità da salvezza. Sì, diciamo che la salvezza, se arriverà alla salvezza, dovrà passare appunto sugli scontri diretti, perché gli scontri diretti sono quelle squadre che, diciamo, siamo alla portata giusta con le altre squadre, come potrebbe essere Charlins, Este, tutte queste squadre qua, Union Clodiense, queste qua, sai, siamo ancora distanti, e dunque se noi dobbiamo mirare a qualcosa dobbiamo farlo in modo preciso, e quando abbiamo la possibilità, come queste partite qua, non dobbiamo fallire, perché se fallisci queste partite qua allora sì che si complica la vita. Però ti ricordo che con Union Clodiense e Charlins tu hai pareggiato in casa, hai fatto 2 punti. Anche a Mestre all'esordio, quindi non può essere un caso. Ma no, non è un caso, no, non è un caso assolutamente, no, qua non stiamo parlando di casi, però tu sai benissimo che con quelle squadre là, se perdi, diciamo, non è che non hai perso niente, però ci sta. La sconfitta ci sta. Lo metti quasi in conto, no? Io dico di sì, perché poi obiettivamente parlando
hanno qualcosa in più e lo stanno dimostrando, perché insomma adesso possiamo parlare quello che si vuole, però insomma... Mister, ti faccio una domanda, posso chiederti, domenica è una partita importante, sì. Come prepari questa settimana, giusto che, perché effettivamente ogni domenica è importante, ma quella di domenica è diciamo una chiave importante per il vostro campionato, secondo me, perché comunque uno scontro diretto ed è una partita molto più complicata rispetto alle altre, perché comunque ce l'avete lì, loro hanno gli stessi problemi vostri in termini di punti. Come prepari una settimana? Posso farti questa domanda? Perché comunque... ma tranquillamente, nel senso che, guarda, io cerco sempre di non creare pressioni, perché questo secondo me è una chiave nostra, nel senso che cerco di togliere le pressioni alla squadra. È il DNA di questa società. È il DNA di questa società, sì, perché per noi è difficile, nel senso che siamo una Cenerentola, siamo una neopromossa, dunque approcciamo alle gare in maniera molto molto umile e questo deve essere dall'inizio fino alla fine. La settimana va preparata ovviamente cercando di vedere dove poter limitare quelli che sono i punti di forza della squadra avversaria. A questo punto vedremo un po' in settimana quelli che saranno, che sappiamo già che hanno un Moras, gli ho visto la partita. Te li nomino io se vuoi, così ti aiuto. Aiutami, sì, Moras soprattutto, volte, sì. No, sappiamo che hanno un organico, noi li abbiamo affrontati all'andata e ti dico la verità che all'andata dopo una mezz'ora di gioco 0 sul 3-0 per loro non c'era nulla da dire, abbiamo avuto fortuna. Adesso la settimana va preparata come tutte le gare, serenamente, ti ripeto, lavoriamo sui punti di forza per cercare di portare dei limiti e poi io dico sempre una cosa, dobbiamo avere una cosa sola noi, coraggio per poterla affrontare e io su quello spingo tanto in settimana, voglio una squadra che abbia coraggio. Voglio sentire il Dea, qual è il punto di forza del San Luigi e soprattutto tu che hai vissuto in Serie D varie situazioni, tra cui anche la lotta a salvezza, se questo è il percorso giusto, insomma. Beh, quello che sta facendo San Luigi direi che il percorso è super giusto, cioè, ma loro sono come i tre moschettieri, tutti per uno e uno per tutti, no? È la loro grande forza, si danno una mano, si aiutano, vedi che anche quest'anno magari gli stanno mancando dei giocatori importanti perché sono andati a giocare una partita importante senza forse i punti di forza e comunque in un modo o nell'altro loro la tirano sempre fuori perché loro hanno costruito questa piramide in maniera perfetta creando tutte le condizioni, le situazioni per fare bene. Lì c'è grandissima appartenenza e loro con questo che l'anno scorso e quest'anno, ma forse nella loro storia, hanno costruito i loro risultati. Sì, state costruendo i risultati con diverse componenti e poi anche con te, mister. Certo. Cioè, voglio dire, tu sei arrivato in questa categoria in punta di piedi, stai facendo un grande lavoro. Dopo un po' di mesi, cosa mi dici della tua esperienza in Serie D? Beh, che è un'esperienza fantastica, è bella, aveva ragione Barbieri e Moras quando mi davano dei consigli e mi dicevano che la categoria quando la fai poi è difficile farne a meno, ma hanno ragione perché sono battaglie, ti porta via 10 anni di vita ogni domenica. Però lo fai volentieri perché veramente è bella, è il massimo, nel calcio dilettanti è il massimo che puoi vedere e lo vedi. Senti, Quindi hai 200 anni adesso perché siamo alla 20ª giornata. 250. Ti vedo un attimino invecchiato rispetto visto, no? all'ultima volta. Però Massimo gli abbiamo dato un grande segnale oggi a essere qua e credo che in Serie D oggi il Friuli Venezia Giulia sia unito in quello che può essere l'obiettivo principale, che è la salvezza del San Luigi. Quello che diceva De Blasi, non l'abbiamo messo in copertina, ecco. Diventa il motivo della Serie D adesso, per cui siamo qua, io sono Friuli Venezia Giulia, siamo tutti con te. Credo che il segnale che abbia dato anche Max di fare la trasmissione qui oggi sia lo eravamo già però ad agosto con San Luigi. No, siamo sempre stati, però oggi in modo particolare. Però certo. Il gol di Zetto, dimmi una cosa sul gol di Zetto. Quell'esultanza, il primo gol in D, il fatto dell'identità, del gruppo, no? Quel gol lì, che gol è? È un gol che lui se lo merita,
perché Maxi è un uomo spogliatoio, sicuramente, è un pilastro dello spogliatoio. È pazzo, perché comunque si parla di un personaggio pazzo, però se lo merita perché lavora, viene al campo sempre con grande entusiasmo, è un gran trascinatore e perciò sono contento, guarda, per il gol sono contento perché l'ha fatto ovviamente e dunque questo fa piacere. Però sono contento per la sua prestazione, perché lui domenica ha fatto una prestazione veramente importante e questo fa piacere perché vedi quanto ci tengono. Sono ragazzi che ci tengono questi qua, io non so neanche più, perché è facile parlare di come, di cosa, però sai, quando li vedi arrivare stanchi dal lavoro, allenarsi alle 7 di sera, affrontare giocatori che vivono di questa situazione qua e che non fanno nient'altro che questo tipo di mestiere qua, e vedere quello che loro ti danno in campo, per me questa è una vittoria importante, una vittoria veramente assoluta, e su questo qua io non potrò mai ringraziarli abbastanza per quello che mi stanno dando e per quello che stanno dando a questa società, perché so che anche la società è tanto contenta di avere questi tipi di giocatori qua. Dimmi Simone. Guarda, se mi permetti un minuto racconto un aneddoto. Venerdì scorso, prima che voi andaste a Portogruaro, io lo sento spesso, Demetrio Steffè, triestino sì. che gioca al Chievo, e gli dico così colà, parlavamo e dico guarda, sarei contento che il San Luigi vince domenica perché farebbe un bel passo, e lui mi dice guarda, anch'io credo che si possano salvare, e mi dice poi loro hanno un segreto, mi dice, non perché è il mio migliore amico, ma loro hanno Maxi Zetto che mi ha detto le tue stesse parole, giuro, è un matto, se tutto va male lui ride, se tutto va bene ride, mi ha detto, e quindi mi permetto di raccontarti questo, non avrei motivo. Demetrio Steffè mi ha detto queste parole venerdì. È la verità, no, ma ti ripeto, ma poi sai, io ho una componente lì allo spogliatoio, c'è Linussi, c'è Olio, ma una diciamo banda armata. L'ambiente, la squadra è fondamentale per voi, che lo è dall'anno scorso. La società per noi è fondamentale. La società, perché che è stata brava anche a lavorare, perché gli innesti ci sono stati, cioè voi avete sempre, la società è sempre stata pronta, però un pezzettino qua, un pezzettino là, anche se ci sono le difficoltà degli infortuni adesso. Però scusa Max, dimmi la verità, quanto rimpiangi di non aver avuto Karlevaris? Tanto. Perché forse non è detto, non è mai un'equazione esatta. Guarda, però oggi eravamo a pranzo assieme e gli ho detto una cosa, Andrea, gli ho detto quest'anno qua, dopo il campionato che tu avevi fatto l'anno, era il tuo anno in questa categoria qua, perché lui quest'anno qua, se stava bene, quest'anno veramente, però sai, Andrea secondo me manca proprio a livello totale, nel senso, nel campionato manca un giocatore come Andrea, perché vedere i colpi che ha Andrea è un piacere vederlo, perciò è ovvio che mi manca. Andrea manca dall'inizio della stagione, però adesso butti di nuovo un problema forte, un problema. Sei preoccupato, al di là di tutto il bello che c'è? Beh, tra averli e non averli c'è una bella differenza, no? Perché domenica, l'ho detto Norato, siete stati bravi a sopperire, li avete anche quasi sorpresi, no? Però la D bisogna ritrovare gli uomini, no? Per arrivare fino in fondo. Ma guarda, io penso che vi seguivo l'altra volta, si parlava del Charlins, che gli è mancato 6 giocatori. Se il Charlins prende quei 6 giocatori vuol dire che vuole fare un campionato di vertice e di provare a vincere il campionato. Se ti mancano, ragazzi, non è più possibile rincorrere, e nel nostro piccolo noi abbiamo preso dei giocatori come Butti, come Forte, come Denuzzo, perché adesso anche Denuzzo sta mancando da 3 settimane, abbiamo preso dei giocatori per poter rimanere in categoria. Se ti mancano questi giocatori qua, sì, puoi rimanere, come no, però fai il doppio della fatica e non è detto che comunque riesci sempre a sopperire. Io, ripeto, fino ad oggi ho la fortuna di avere tanti bravi che si mettono al servizio proprio della squadra, e dunque questa qua è la nostra fortuna. Abdoulaye domenica ha fatto una partita secondo me stratosferica, perché ha fatto fino a che ne aveva, bravo, l'ho visto veramente. È un altro giocatore che
da qualche anno fa la categoria ormai, no? Sì, sì, poi lui ha avuto un infortunio importante, si è rotto anche lui il crociato e poi per riprenderlo un po', però sta dimostrando che ci tiene e questo è un qualcosa di speciale anche per lui. Tutti. Adesso hai preso un difensore, no? Adesso abbiamo preso Furlan, che è un ragazzo che viene dalla Serie B slovena, è un bel difensore. Pensavo che avessi ripreso Stefano Furlan in porta io. L'ho cercato, non si è fatto trovare. Però questo fa capire la società che ho detto prima, che non è arrivata in D ferma, no? È una Serie D anche un po' particolare. Ti chiedo se sei oltre le aspettative, ti aspettavi davvero di riuscire a essere già così sul pezzo, sulla salvezza? No. Pensavi di soffrire di più? È tutto da conquistare, allora, mettiamo le mani avanti. Ecco, però... Io voglio dire, prima di tutto voglio fare una premessa, voglio dire che fino ad oggi sta andando bene, però non abbiamo fatto ancora nulla, perché è talmente lungo, è talmente complicato, è talmente difficile che io rimango molto coi piedi a terra. Ti dico, 23 punti sono tanti o no secondo te? Te li aspettavi? No, no, sono tanti. No, avremmo firmato tutti, dai, per il San Luigi 23 punti. Adesso ti trovi uno scontro diretto, poi hai Bassano, poi hai Adria e hai due squadre che comunque sono appagate da questo campionato, no? Forse il Bassano un po' di più, perché l'Adria no, però voglio dire, domenica secondo me te la sta menando. No. Domenica è importante per Simone Mano. Poi dai miei amici a Bassano ma no, ha ragione, ti seguirò probabilmente. Voglio sentire il Dea. 23 punti sono tanti, Dea, del San Luigi? Sì. Vedi, sì, ha detto sì. Io non pensavo riuscissero a fare così bene. Ha fatto un grande lavoro. Avremmo firmato tutti, dai. Fatto un grande lavoro. È stato fatto un grande lavoro. Bene. Parliamo sempre del gruppo, parliamo del coach che giustamente è l'anima di questa squadra, ma ci sono anche i giocatori, che non è che sono un solo gruppo, sanno giocare a calcio, hanno un'identità. Zetto è un giocatore che probabilmente, come dice il mister, con un'altra testa avrebbe fatto molto di più. E non solo lui, perché noi a volte sottovalutiamo il valore di questi giocatori e lo stanno dimostrando. Allora, il San Luigi ha i numeri che tornano finora per i suoi obiettivi, non tornano, lo sappiamo purtroppo, i numeri per il Cernis Muzzane. Vi devo parlare di una curiosità, l'aspetto dell'attacco. Il San Luigi ha un attacco che domenica era senza attacco ed è riuscito a fare gol. Il Cernis Muzzane sta ritrovando l'attacco e non fa gol. Jacopo Puntin a fine partita, dopo la sconfitta con la Claudiense, ha chiesto a Denis Fiorin un parere sugli attaccanti che adesso ha ritrovato Zironelli ma non vanno in gol. Sentiamo. Marangon e Camarà, l'attacco titolare, mi verrebbe da dire, ci si aspettava di più e ci si aspetta di più da giocatori così. Sì, diciamo che hanno fatto bene, a qualcuno deve ritrovare la condizione, dopo uno stop lungo abbiamo visto comunque delle buone cose nel primo tempo. Sì, in questo momento dove creiamo tanto e la buttiamo dentro poche volte è facile condannare gli attaccanti, ma certe volte si crea poco e magari con una palla fanno gol, quindi non è il momento di mettere la croce addosso all'attacco. È da dire che dobbiamo continuare su queste prestazioni perché poche volte perdiamo se giochiamo così. Ecco, se noi guardiamo i numeri al netto degli infortuni del Cernis Muzzane, che sono stati pesanti, però l'attacco, leggiamo questa grafica, l'attacco perduto del Cernis Muzzane, perché Silenzi 4 gol, Marangon 3, Benomio 2, Liu 1, 7 tra parentesi perché ne aveva siglati 6 prima con Legnago. Glamo Canin che una scommessa a 1, cioè sono numeri bassissimi. Guardate i bomber della stagione in corso, ovviamente il Cernis Muzzane non ce li ha. Se facciamo un confronto con il San Luigi, Butti ne ha fatti di più e adesso anche lui ha giocato qualche partita in meno. Forte ha giocato 5 partite o 4 e ne ha fatti 4. Abdullahi, che è un nome insomma, che non possiamo paragonare con quelli del Cernis Muzzane, ne ha fatti 4. Cioè, non fanno gol, non sono solo gli infortuni e le assenze, è un reparto in genere. Camarà, che ha giocato tanto, 16 partite, ha fatto 0 gol.
E l'anno scorso, se guardate, tutti i bomber dell'anno scorso sono stati trasportati al Charlis Muzzane, Cirello a parte, e sono nettamente sotto. Certo, l'anno scorso non avevano gli infortuni, però non si può mettere la croce addosso, dice Fiorin, o si può metterla? Ma forse è un problema anche tattico, mister, perché probabilmente i moduli sono cambiati, qualche allenatore ha usato le punte in un altro modo, perché non è possibile, cioè, questa differenza. Può essere anche che si giochi in una maniera diversa, quindi esprimi meno certi talenti, però torno alla domanda, si può mettere la croce addosso simbolicamente, capitemi? È un tema importante, non si può giustificarlo e basta. Allora, la croce direi di no. È chiaro che per quanto i nomi che hai messo lì, Camarà 0 gol un po' stride, no? Perché l'altro anno... Ecco, stavo arrivando. Aliu 1 stride un po'. Per quanto riguarda Silenzi e Marangon... Silenzi soprattutto gli infortuni. Poi Marangon, come diceva prima Max di Abdullahi, Silenzi ha avuto un'operazione all'ernia e pensare che uno possa... No, Silenzi, Marangon. Scusa, ho detto Silenzi, scusa. Marangon, e pensare che uno rientri in campo e torni a fare... cioè, lo paghi. Però ti dico quello che penso, Aliu e Camarà sono due nomi che un po'... che mancano, ma l'attacco del Charlins in questo momento è chiaro, perché sia Brian che domenica contro la Clodiense sono mancati i gol. A me sembra troppo facile trasportare i migliori da un anno all'altro, forse bisogna cercarsi i nuovi bomber, questo la butto lì in un'ottica generale, perché trasportarli da un anno all'altro è una mossa che può funzionare, ma se non funziona mi farei qualche domanda. Libe del Brian se lo va a prendere, se lo costruisce, 9 gol, fa un lavoro enorme. Bayou del Vigasio, bravissimo, bravissimo. Bravo. Abbiamo un gioco, io e il mister dice che porto sfortuna. Se domenica resta 8 ancora più bravo, no? Dea, dai, questo tema ha senso? C'è qualcosa che si può leggere in questa cosa qua, prendendo spunto dei 0 gol che non dovevano essere? Domenica un gol doveva trovarlo Charlis Muzzane. Come leggi tu questa grafica? Io dico che quando prendi certi giocatori, come ha detto Max prima, quando si prendono certi giocatori, quelli devono fare la differenza. Quando c'erano Marangon e Silenzi, dove era Charlins? Davanti. Sono andati fuori loro due, gli altri non sono loro due. Tu hai investito su 2 giocatori importanti che stavano facendo diventare il Charlins importante, perché finché c'erano loro due, loro erano là davanti. Mancano loro due, è chiaro che la squadra non è più quella di prima. Han giocato, occhio che hanno giocato, però se 10 partite, 11 partite, comunque il ritmo a livello di gol potevano... Con loro due Charlins era là davanti, Massimo, è scritta questa cosa qua, non è una cosa che ci inventiamo, no? Finché c'erano loro, il Charlins era là che dava fastidio al Treviso, andati loro e Charlins è crollato. Potete abbassarvi leggermente lo studio, non so se rientra a voi, però noi lo abbiamo piuttosto bello pesante, lo sentiamo volentieri, ma lo sentiamo. Poi è chiaro che hanno avuto 2 infortuni importanti, come dice Dea, Silenzi e Marangon hanno avuto 2, anche perché... Ma quindi non è un problema attacco? No, togliamo quel momento lì, però adesso stanno rientrando, Silenzi a parte che è stato sfortunatissimo, però il gol, cioè non ci sono solo questi nomi. Il Charlins Muzzane ha preso Aliu, che arrivava da 7 gol e ne fa 1. Non si può fermarsi a quel periodo degli infortuni, se no andiamo avanti con l'analisi. Ad oggi un imprenditore che ha un'azienda, ok, questa è una stagione fallimentare, perché se il giocatore non funziona, se l'investimento che io faccio su questi giocatori, purtroppo non ci sono tante storie. Oggi il Charlins Muzzane sta facendo una stagione fallimentare da un punto di vista dei risultati, mi spiace dirlo. Addirittura. Certo, perché con gli investimenti,
i ragazzi, questi sono i dati. Ha comprato, nessuno è d'accordo, mi pare da vedere. No, per quanto un'altra roba. No, ma se io faccio un'analisi aziendalista di questa situazione rispetto agli altri, scusami, se questi sono i numeri, un imprenditore deve tener conto che nel corso dell'anno... certo. Però diciamo che se io investo sulle grandi firme e per un motivo o per l'altro non funzionano, quelle grandi firme diventano un problema. Quello sì, l'attacco per me è un problema, ha segnato pochissimo Charles Muzzane. Togliamo i nomi, ma ha segnato pochissimo, ha segnato più San Luigi. E allora cos'è questo? Che l'attacco nelle ultime domeniche sia fermo, posso essere anche d'accordo. Sulla fallimentare sono un po' meno d'accordo. Lì non sei d'accordo. Sui risultati sportivi ovviamente, sì. Sull'attacco però che sia un problema adesso, per me non può dire Dennis che non è... No, lui sì deve dire non gli metto la croce addosso, ma io che guardo da fuori dico sì, perché Aliou deve fare gol con la Crodiense, perché lì mi lego al suo discorso, ha investito su Aliou Charles Muzzane, non è un gol in 8 partite Aliou, ragazzi, quello no, perché se no Forte è 4 su 4 Forte. Ma quali erano le aspettative a inizio campionato? Ma quello ne abbiamo già discusso. Però sono mille varianti. Però io volevo soffermarmi sul tema anche questo, perché oltre all'analisi c'è anche questo. Va bene. Dea, volevi aggiungere qualcosa che vado avanti? Parlo di bomber che fanno gol? No, vai. Vado? No, ti vedevo, mister. No, ma hai ragione, l'unico ragionamento è che Aliou per ora ha reso poco, l'investimento Aliou ha reso poco in termini di gol. Questo sì. Quello sì, insomma. E infatti parlavamo di attacco perduto dove ci sono diversi nomi per diversi motivi, ognuno rende meno, i gol sono pochi. Sei quinto in classifica? Sei quinto oggi? Anche Camarà, sì, ma sei quinto a un punto alla seconda, dai. Anche Camarà 0 gol è un numero che delude fino a questo momento, lasciando stare poi... Se li paragono a Butti, con tutto il rispetto, Forte appena arrivato. Ma lo paragono anche ai 9-10 gol che ha fatto Camarà l'altro anno al primo anno, con una squadra decisamente che lo sosteneva meno. Fa gol, siamo a Trieste, fa gol a Trieste da 5 partite consecutive, Paliaga, che sta benissimo, ha toccato i 200 gol, continua a fare gol. È stato a trovarlo per un'intervista che proporremo in seguito, Francesco Vitturi. E quando si pensa alla parola bomber, soprattutto bomber nei dilettanti, a Trieste secondo me tra gli altri nomi, e abbiamo visto anche quest'ultimo weekend un altro che ci ha ricordato che è presente, tra gli altri nomi esce anche quello di David Paliaga, no? Sì, benvenuto, sì. Grazie di essere con noi, David. Grazie a voi di essere qui, siete a casa mia. Grazie intanto, di ospitarci, è una sensazione un po' strana entrare praticamente in una macchina del tempo. Sì, sicuramente in cameretta mia ci sono moltissimi ricordi fino a me da piccolo, fino a oggi, come le magliette di poco fa dei 200 gol. Sono molto contento, sì bomber, ma ci sono anche tanti altri bomber, tanti altri bravi giocatori e sono molto contento di essere uno tra questi, insomma. Al di là dei gol, che adesso sono 5 partite in fila dove trovi sempre gol. Sì, diciamo che non è andata proprio bene, diciamo ci mancava anche qualche altro giocatore, però insomma adesso sono tornato e dare questo cambiamento a me fa molto piacere personalmente, ma sicuramente anche molto piacere verso la squadra, dare il mio contributo, quindi veramente sono molto felice, spero non cambi, spero che può cambiare solo in meglio. C'è da dire che da quando sei tornato, al di là delle prime partite dove giustamente dovevi ritornare a trovare un po' di ritmo, adesso con le 5 partite in fila siete la squadra con la miglior forma, se non solo dietro al Teor prima in classifica, come miglior forma nelle ultime 5 partite giocate, 4 vittorie e una sconfitta, nel nuovo anno avete solo vinto, quindi uno si può chiedere, questa TVA dove può arrivare quest'anno? Sono sicuro che siamo una squadra molto forte, ora siamo praticamente tornati tutti e forse è un po' presto dirlo, io punto ai playoff come tutta la squadra, però ovviamente bisogna pensare alla salvezza e ci crediamo, forse stiamo diventando veramente squadra, gruppo, il vero gruppo, e quindi speriamo di andare avanti così e di continuare a fare risultati. Ismail, Mi dici di Paliaga? Cosa mi dici di Paliaga? No, che giocatore.
Sì, Paglia è giocatore. Probabilmente magari con un po' di più impegno anche lui avrebbe potuto giocare in categorie diverse. Comunque da quando fa gol vince sempre la TVA. Certo, cioè, perché è un giocatore che ti fa vincere le partite sì. e fa anche bei gol, perché se tu riguardi i gol di Paglia sono sempre bei gol. Belli. Sì. Ma hanno un giocatore che non c'entra niente con sta categoria. No, allora, assolutamente no. Cosa parliamo? Assolutamente no. Cosa invece manca alle grandi dell'eccellenza che stanno giocando per vincere questo campionato che è tornato equilibrato? Gli manca un Paliaga, un bomber, un difensore, non lo so. Se l'è chiesto mister Tomei, il tema di Tomei, vediamo. Ciao Massimo, un saluto agli ospiti di studio e a tutti quelli che ci seguono da casa. Tema della settimana, sfogliando la margherita dell'eccellenza. Credo, secondo il mio modesto parere, che ognuna delle 5-6 squadre ai vertici della classifica manca qualcosa per poter puntare diritti alla vittoria del campionato. In ordine di classifica, Atamai e Monfalcone, oggi capoliste con merito, secondo me non manca nulla, nel senso che andranno avanti dritti per la loro strada senza obblighi di vittoria, come più volte dichiarato. Quindi credo che difficilmente faranno innesti importanti. LME, del presidente Pattaro e del mister Barbieri, avrebbe bisogno, visto la mole di gioco che sviluppa, di un bomber vero, un attaccante di razza, possibilmente di categoria superiore. Della serie alziamo ancora l'asticella degli obiettivi. Il Pordenone, a cui vanno i miei complimenti per il percorso fatto fino ad oggi, e visto che possono permettersi 2 attaccanti già in doppia cifra, avrebbero bisogno di un altro difensore di grande esperienza per dare più sostanza e sicurezza ad un reparto che qualche gol di troppo lo ha preso e che molte volte è stato costretto a far fare gli straordinari a Meneghetti. La Juventina, squadra solidissima, dovrà però affrontare le fatiche delle finali di Coppa e per questo motivo gli faccio un sincero in bocca al lupo e sono convinto che potranno puntare ad arrivare fino in fondo e salire in Serie D. La mia favorita era e rimane il Muggia, l'unica squadra delle pretendenti a potersi permettere un giocatore che sposta veramente gli equilibri. Ovviamente parliamo del bomber dei bomber, Ciriello, che se torna nei suoi standard consueti, come ha fatto domenica, alle altre non rimarrà che l'illusione che questo campionato avrebbero potuto vincerlo. Un caro saluto a tutti e alla prossima. Io col mister stavolta non sono d'accordo solo sull'LME, perché secondo me comunque a Bolgan, se Bolgan torna ancora più in forma, hanno un giocatore che può fare quei gol che sviluppa il gioco di Barbieri. Cosa manca, cosa ne pensate su questa analisi? Cosa può mancare alle prime o cosa hanno, come nel caso di Ciriello, perché il segnale arriva da Ciriello, no? Ovviamente il tema di Tomei chiude con quello. Fornagiere. Ma io sabato ho visto un LME che mi ha impressionato davvero. Quindi non gli manca. Dea era 2 sedie vicino a me, credo possa dire, e soprattutto a un Bolgan, ma non dimentichiamo che era davanti a De Anna, Ruffo, Lirussi. Ma lui parla di grande bomba. Ho capito, ma allora sarebbe fuori per fuori. Il Muggia ha un giocatore che se vuole le vince da solo come ha fatto domenica, ma l'LME ha un collettivo, secondo me. Io credo che lui dice la mia favorita era e resta il Muggia, io dico che le mie favorite, sarò anche banale, sono LME e Muggia. Mauro, sul tema di Tomei? Allora, per quanto mi riguarda non sono d'accordo sull'UFM perché vedo un UFM in difficoltà, è partito bene e in questo momento sta rallentando. No, ma lui dice che non gli serve niente perché non cambierà niente, quindi no, ormai è un po' delineato ma il campionato dell'UFM. È indrenata l'UFM. Allora sei no? d'accordo con Tomei? Certo, però devo fare complimenti. No, forse mi sono spiegato male.
fare i complimenti a Ciccio Campaner, perché secondo me sta facendo un campionato molto equilibrato e nonostante le critiche che gli sono state suonate all'inizio per i risultati che non arrivavano, lui è lì e si giocherà questo fine campionato. Sì, mi unisco. Senza ripetermi sull'LME, perché condivido quel che ha detto Simone. Io non condivido anche sulla Juventina, non c'entrano le finali di Coppa, già adesso ha dimostrato di non essere pronta per il campionato. Sono corti. Comunque certe partite le ha sempre perse ed è un po' nella storia recente di una squadra che con tutto rispetto ha alzato l'asticella fin dove voleva / poteva, secondo me. Concordo. Pocecco. Sì, credo che Tomei abbia fatto l'analisi giusta, nel senso, io penso una cosa, i numeri dicono questo. Si sveglia Ciriello è dura, perché parla chiaro, i numeri parla chiaro. Gli ultimi campionati vinti in eccellenza, Brian, Ciriello davanti, Torviscosa, Ciriello davanti. Signori, stiamo parlando di un top player assoluto, si sveglia lui, parti da 2-0, c'è niente da fare. Dea, d'accordo con Tomei Pocecco, se si sveglia lui tutti i discorsi vengono meno? Tamai deve dire qualcosa. Lui sa che c'è il Tamai, però aspettiamo sabato per il Tamai, vi viene da dire. Insomma, il Tamai secondo me sta già dimostrando, non gli serve sabato per dimostrare che campionato. Per vincere, essere lì è una cosa, vincere è un'altra. Però intanto il Tamai è prima. Il sabato la grande squadra vince. Mi smentisce. Sabato c'è l'UFM e la domenica dopo c'è l'LME e queste due partite. Quindi del Tamai sei d'accordo che possiamo aspettare 1 o 2 settimane per parlare? Certo. No, io non sono d'accordo. Chi gioca per vincere queste 2 partite fa 4 punti perlomeno. Sì, però non puoi sminuire il campionato che finora ha fatto il Tamai. Sta facendo un campionato. È primo a 41 punti. Sta facendo un campionato. O no? No, non sto sminuendo. Sto parlando. Tomei ha parlato di chi, cosa manca e chi ci sarà per vincere. Ma ci sarà anche se fa 0 punti il Tamai. Sì. È il calendario favorevole al Pordenone. Vinci se per gli scontri, lo sa Dea, dai, l'anno scorso ha perso gli scontri. Secondo me febbraio è il mese dove decreta. Perché se tu dai una continuità... Non ha chiuso Dea, scusa. No, volevo dire che noi tagliamo fuori la Juventina che comunque ha 6 punti dalla prima, quindi non solo 100 punti. Poi si ricorda che noi l'anno scorso abbiamo perso lo scontro diretto con loro, siamo andati a -8 e in 7 partite gli abbiamo preso 7 punti, quindi noi valutiamo sempre le cose domenica per domenica, no? È chiaro che, come dicevamo all'inizio del campionato, tutti ci aspettavamo l'Almugia. Tutti aspettavamo l'Almugia. E magari arriva. Sì, magari arriva, ma non è una... Sta arrivando, è arrivato. Non è una sorpresa, devo dire. Ma no. Che sia una favorita con un giocatore così è normale. Era anormale che Ciriello fosse normale, non so se riesco a spiegarmi, ecco, questo sì. Ma scusate, ma il campionato dell'anno scorso è quello di quest'anno? No, assolutamente. È lo stesso campionato? Abbiamo 2 protagonisti. Dea, no. Allora non mi vale il paragone che hai fatto sul recupero del Tamai e dopo te lo spiego perché voglio farvi vedere una classifica, ve la faccio vedere dopo, restate con noi, di cos'è successo da quando è partita l'LME di Barbieri, Pocecco è il campionato dell'anno scorso questo? No. Sì, ma guarda che incroci ci sono a febbraio, LME, Kionsk. Beh, adesso ma ci sono 5-6 candidate lì, Dopo mi devi dire chi vince secondo te. Allora, Ciriello però il titolo è quello, il segnale di Ciriello, era il tema di Tomei che ha chiuso, no? Su questo mi pare che tutti siano d'accordo, perché anche Dea adesso dice se Ciriello non fa più il normale, no? Le cose cambiano. Ma che poi, scusa, sì, dai, che vado con la nomination. Ho capito la nomination e ti dico già che concordo, però qui parliamo di un Ciriello normale, perché eravamo abituati a un Ciriello extraterrestre, ma Ciriello era capocannoniere già prima di domenica che ha fatto tripletta,
Quindi... Però la fa con la Juventina, la fa così, guardiamo la tripletta. Sono d'accordo, ma... Nomine miglior giocatore Gianluca Cirillo, tripletta fantastica, vediamo. Guarda, è andato a prendersi il primo gol, una cosa... Se qualcuno ha qualcosa da dire, parli ora. Taccia per sé. Però io mi taccio. Rifacciamo rivedere con Pocecco che ce li commenta, perché Poce, chi meglio di lui può parlarci di Ciriello, no? Eccoli qua. Sono i suoi gol. Se qualcuno si meraviglia di questi gol qua, io ti dico, io non mi meraviglio, perché questi sono i gol di Ciriello. Ciriello, quando ti punta, sei morto. Sei morto, e quando gli lasci mezzo... Al volo è il suo fisico, questa coordinazione impeccabile. Ma sì, ma no? è proprio, cioè lui è un attaccante completo. Aspetta, il secondo... Va di testa, va su in acrobazia, è forte fisicamente, infatti, ha un mancino che ti ammazza il mancino. Lui trova sempre la porta e poi lui è un bomber Gianluca è un bomber di razza. A me spiace solo una cosa, che quando l'avevo proposto a Mauro Milanese l'anno che io ero alla Triestina, Mauro non ci aveva creduto, e a me questo spiace tanto, perché avevo premuto sull'acceleratore, perché secondo me poteva starci. Se lo portava in ritiro, vedeva un po', dopo magari diceva di no, però secondo me Mauro lì, quella volta lì... Aveva prospettiva da professionista, no? Ovviamente. Vabbè, si parla di 5 anni fa, 6 anni fa, insomma, secondo me ci poteva stare. E forse l'Unione non si trova in queste condizioni. Ma dopo non so. Quello è troppo. Però io dico che uno così, con questi colpi qua, deve provare, almeno deve provare. Sembra tanto Quagliarella. Ma scusa, con il mix di giocare. Il secondo gol, quello che tu giustamente dici è il suo gol. Mette a sedere Luca Piscopo, mica sì. me. No, ma io ti dico... Luca secondo me lo però aspetta... Luca fa un movimento che cioè, non puoi gli fa una finta che lo disorienta o no? Cioè, Luca Piscopo... Anche perché non sai se prenderlo, se attaccarlo in avanti o scappare dietro. Se scappi dietro ti fulmina. Non è riuscito a prendere forse la decisione. Guarda qua, eccolo qua. Guarda Luca, dice, lui scappa. E lui ti ammazza, ma Luca Piscopo è... Quel passo lì non lo recupera. Scusa, discutiamo Luca Piscopo. Poi anche la pressione forse di Cofone. Però fa quel passo lì che a Cirillo non glielo recupera più, no. Ovviamente al limite. Poi è facile, sai dire, lo sai che gioca sul sinistro, portalo di là, non lo porti da nessuna parte. Non è sul mercato quindi Ciriello, no? Sì, ti ha risposto Ciriello, dove è a Muggia e possono vincere il campionato con uno così. Ed è solo la bellezza della tripleta, la completezza della tripleta. Miglior giocatore senza dubbio questo weekend. Sì. Anche l'unica postilla, e noi sabato abbiamo visto un altro grande giocatore. Sì, un difensore però, ne parleremo però dai, tripletta così. Se è così, di cosa parliamo? Cosa parliamo? Allora, a questo punto scegliamo anche il miglior gol, perché Ciriello, quel gol lì è bellissimo. Miglior giocatore, si prende anche il miglior gol oppure scegliete altro? Votiamo, stacchetto. Gol Preus Friuli, Ciriello lo abbiamo visto e lo avete ormai credo memorizzato, questo splendido gol al volo con questa coordinazione perfetta, ma guardate che bel gol fa il Krasatol mezzo, parte Pitacco, va via sulla destra, mette per Peric e Peric arriva, opla, delizioso all'incrocio, bello tutto con la conclusione finale, quindi Peric se la gioca con Ciriello e poi vi propongo il gol del Chiarbola Punziana, schema su calcio d'angolo e bordata di Trevisa, una botta con il sinistro, non si può prendere mai questo, quando uno arriva così su quel pallone
è perfetto. Simone Fornasiere, cosa scegli? Ma senza dubbio Trevisan, perché se c'è uno schema bello di Peric a tolmezzo col Kras, ma anche questo è uno schema provato e poi tira una legnata. Trevisan poi è un altro ragazzo che da qualche anno, insomma, prima San Luigi, poi Chiarbola. Sì. Trevisan. Simone Mauro. Avremo altro modo per premiare Ciriello, quindi anch'io Trevisan 2, Pocecco. Ciriello. Ciriello 1, vediamo se mi manda allo spareggio De Agostini. Chi sceglie il Dea? Allora, il gol di Trevisan è strepitoso, ma come si fa a non votare al gol di Ciriello? È una cosa, secondo me, cioè una cosa che noi non la faremo mica passare per facile, è un gol difficilissimo, cioè un gol, secondo me è un gol strepitoso. 2-2, sono le 21:59, 50 secondi, fra pochissimo è ora di andare in pubblicità, vado in pubblicità, restate con noi e vi svelo cosa decido, non dovete andare via, pubblicità. Ho deciso, è stato difficilissimo perché in realtà il mio gol preferito era quello di Peric, del Kras, che mi aspettavo almeno un voto, non pensavo di andare allo spareggio, però insomma ragazzi, la coordinazione, al volo, cioè quei gol lì nei dilettanti li fanno quelli che hanno qualità superiore. Ciriello è un gol straordinario, quindi io voto Ciriello. E miglior parata, Stacchetto, vediamo. Guardate qua, alcune sono rimaste fuori, mi sono focalizzato su 2 partite. Qua Umari fa una doppia parata, la prima su Faleschini, poi arriva questo tapping e la va a riprendere, la para sempre lui, non c'è il tocco del difensore. Umari del Kras. Alessio contro il Monfalcone, altra doppia parata. Su Bertoli credo in partenza e su Lucheo dopo, guardate, una parata, deve rialzarsi con una mano. Salva, portiere del River Fleibano. E poi guardate Sorcian che a me questa parata qua da portiere l'adoro proprio per come va a prendere al tuffo, la mano di richiamo, bellissima. Lì non avrei dubbi, toglierei le doppie parate da copertina, quella di Sorcian. Però cosa scegliete voi? Pocecco. Tu eri portiere, no? Io penso di essere un buon presente. Non era per la foto quella, no? No, era bella. Era bella? Quella lì la prende. Vabbè, ok. Allora quella lì. Quella lì? Sì. Sorcia. Mauro. Alessio tutta la vita perché ha fatto la partita della vita domenica. Alessio. Tu? Ha ragione Poce, era per le foto. No, non è per la foto. Alessio. Non è per la foto, la va a prendere. Sapeva che c'era un tuo tecnico in tribuna e si è buttato. Alessio. Dea? Alessio, anch'io. Alessio? Quindi tu sei d'accordo che era per la foto quella di Sorcia? No, ma anche Poce era d'accordo, anche Poce t'ha pigliato in giro. No, sta parlando il Dea ma non lo sente, scusa? Non ti sentiamo. No, l'abbiamo perso. E quella di Alessio è molto... Sì, abbiamo sentito che quella di Alessio è molto importante, ma non ho capito se tu pensavi fosse da foto quella... No, non era per la foto. Allora, ti stiamo perdendo un po', Dea, ti consiglio, magari se la regia è d'accordo, anche di entrare e rientrare nel collegamento, che magari lo ripristiniamo. Nel frattempo però andiamo avanti con la nomination di giornata, i protagonisti. Vi abbiamo detto miglior giocatore, miglior gol Ciriello, miglior parata Alessio. Andiamo con la miglior squadra di questo weekend, quindi clip, vediamo.
Avete letto i numeri di questo Pordenone, miglior squadra in casa, in eccellenza, ha diversi numeri positivi, i giocatori in doppia cifra, la panchina lunga, Borsato che entra, praticamente fa 2 assist, i nuovi acquisti, la scalata con Campaner. Simone Fornasiere. Pordenone... È difficile fartela passare, ci provo. Allora, Pordenone numeri importanti, il girone di ritorno sarebbe primo, 10 punti, da quel periodo di flessione con l'LME, quando è subentrato proprio il Barbieri, dicevi che dopo mostrerà nella classifica. Sì, ci arrivo. Ecco, andiamo veloci sulle nomination. Però è vero, tu mi dirai che aspetti sabato, però il Tamai è andato primo, io ti dico il Tamai perché comunque zitti sono rimasti là, sono sempre stati là, sono andati primi, il Tamai. Mauro? Io vado sotto e ti dico il Rive Fleibano perché ha fatto una vittoria importante. Pocecco, miglior squadra? Tamai. Anche tu vorresti Tamai. Dea sei di parte, però il Pordenone che si rilancia, io non ve la passo il Tamai, perché io il Tamai, ve l'ho detto, voglio aspettare. Anche se aggancia il primato e vale tutto il campionato del Tamai. Però il Pordenone, guardate come ha ripreso tutti questi numeri, ha dato un segnale, dai, per me dobbiamo tenerlo in considerazione a gennaio, Dea. Niente ancora. Non abbiamo l'audio. Non abbiamo l'audio. Vediamo se lo recuperiamo. Ecco. L'aveva spento, Dea. Cioè, era lo spento quando mi ricollego. No, per scaramanzia dico anch'io aspetto per il Tamai e dico Pordenone, perché io poi tra altre cose l'ho visto domenica e nel secondo tempo mi ha fatto veramente una gran impressione. Quindi al di là della scaramanzia però un Pordenone che ha ripreso quota, con dei dati veri, anche se il poker del Tamai al Fagani è stato netto. Partita mi hanno detto praticamente dominata. Posso dirti una cosa? Tu il Tamai lo mettevi là in questo inizio cioè in questa stagione qua, in questo momento della stagione lo metti là? No, così no, al primo posto. Bravo mister. Allora, senti, io dico semplicemente questo: se noi non mettiamo una squadra lì davanti ed è lì davanti, vuol dire che questa squadra qua ha un qualcosa che deve essere premiata. Perché il Pordenone era in difficoltà ed è riuscito a risalire. Pordenone, ma sì, ho capito, però il Pordenone... Gennaio ha più numeri il Pordenone. Ho capito, però Massimo, ascolta, perdonami, senza togliere nulla il Pordenone, perché sicuramente sta facendo un percorso importante, però è una piazza importante, una società importante e che ha voluto comunque costruire una squadra importante. Il Tamai quest'anno io non lo davo per favorito per essere lì davanti, io personalmente, poi probabilmente mi sbaglio. Allora, questo allenatore nuovo che è emerso quest'anno qua e sta facendo quella. Il Dea che sicuramente gli dà una mano perché è un gruppo di persone, poi la società mi sembra che è una società fantastica, il Tamai, io ho conosciuto... Non ci sono dubbi. Allora ti faccio questa domanda così scegli tu stasera. Vale più il poker del Tamai a questo punto con Fagagna che aggancia la vetta oppure questa rimonta del Pordenone che perdeva 2-1, va 3-2 e si conferma con il momento casalingo e con la crescita? Cosa scegli tra le due momenti? Tutta la vita. Vince il Tamai, miglior squadra il Tamai. Più che il poker al Fagagna, credo che Poce intenda la vetta raggiunta. Ma la vetta raggiunta, ma il percorso. Scegli il mister che ha vinto l'eccellenza. Questo per me vale più di tutto. Penso che possa scegliere il mister che ha vinto l'eccellenza rispetto a me. Quindi Tamai, miglior squadra e se lo merita. Qua si discute, ma noi parliamo di voi, parliamo di una squadra che aggancia la vetta e gli facciamo i complimenti. Per me sì. Miglior allenatore, nomination. E aggiungo che fra poco parliamo di allenatori. Rispoli continua, la società ha dovuto riflettere
e continua con Rispoli, ma in questo momento non è un caso che questa partita al 90esimo con un gol trovato da Savian, ma l'esperienza, quella voglia di farcela anche con il suo carattere che soffre forse anche a dismisura, la pragmaticità, la differenza in certe partite la fanno gli allenatori di esperienza e allenatori che hanno dei concetti ma che per metterli in pratica ci vuole molto tempo e al momento non è ancora il tempo di Rispoli. Dea, Ceri, sei d'accordo che la San Vitese, che comunque a 26 punti deve guardarsi le spalle, però in questo momento decisivo vince anche grazie all'esperienza del suo allenatore? Sono d'accordissimo, anche perché ti ricordi cosa abbiamo detto nella finale di Coppa Italia? La San Vitese rischia grosso e invece ha fatto un grande mese. Sì. Dobbiamo dargli atto che veramente è riuscita in questo momento a tirarsi fuori dal pantano grazie al suo pragmatismo, grazie alla sua grande difesa, ma anche grazie a delle ottime prestazioni, perché la San Vitese dalla Coppa in poi ha aumentato anche il suo livello di gol e quindi indubbiamente la mano di Pino si vede e io concordo con te che per me lui è l'allenatore della settimana. Poceco? Sì, ci sta. Ci sta. Ci sta. Mauro? Ma io l'ho visto nel recupero a Monfalcone, squadra rimaneggiata e lì si vede la mano del mister. Tra l'altro ha avuto un altro infortunio, mi vince domenica scorsa uno scontro importante, per cui secondo me devo fare i complimenti al mister, bravo. Fornasiere. Ma dopo la finale di Coppa giocata male, mi assumo la paternità delle parole, poteva subire un contraccolpo che in campionato invece la San Vitese è ripartita in campionato come credo che neanche Pino Vittore, da allenatore uomo di calcio esperto com'è, avrebbe pensato. Domenica è un segnale, vincere al 94esimo, non dico uno scontro diretto, ma ricacciare indietro una diretta concorrente. Domenica, sabato andranno a Codroipo per quella forbice di 8 punti, se escono indenni anche da lì, credo che il percorso sia abbastanza completo. Sei d'accordo sul tema Rispoli? Però la società Fontana Fredda già gli aveva dato fiducia, mi pare. Stavolta ci ha pensato molto di più. Perché è chiaro che se a inizio stagione tu sai che davanti hai tanti punti, tante partite, tanti scontri, adesso è chiaro che, come diceva prima Max, a febbraio-marzo si fa l'Italia o si muore, ragazzi. Per salvarsi, io volevo chiederlo, serve l'esperienza e certe altre cose oppure il gioco, i concetti che io non voglio parlare di cose di Rispoli che non so, però gli allenatori, anch'io mi prendo la responsabilità di quello che dico, che arrivano dal mondo giovanile sono diversi dagli allenatori che hanno frequentato per 1000 anni le categorie, lavorano su altre cose, cercano di fare un certo tipo di calcio e poi possono finire in un imbuto pericoloso e questo è il mio parere, la mia opinione, è quello che può capitare in questo caso. Come un po' era capitato anche a Bruno che si è detto fa bene, però poi sono andati su Lizzi, su un esperto. E cosa sta succedendo adesso alla Forum Miuli? Bradasca, che era una giovane, comunque un nome nuovo, viene esonerato e si punta su un ragazzo che ha già fatto un'esperienza ma che arriva da un percorso giovanile. Avrà l'esperienza necessaria a Monorchio? Parliamone però intanto del tema di giornata, l'esonero di Bradasca, il non va ovviamente per la Forum Miuli. Vediamo. Prova la gran botta! Non va. Non gira più la Forum Miuli, non vince più e finisce la storia, bella in campo, spesso accompagnata da voci fuori, tra l'allenatore Bradaschia e la società Forum Miuli. Una promozione in eccellenza e un'andata da neopromossa sorprendente, dal gioco dirompente che convinceva gli addetti ai lavori. Già un allenatore che dice cambio modulo perché voglio ampliare la mia fase d'attacco, già io lo lavoro. Una Forum Miuli che vola fino al 9 novembre, vittoria col Cras e quarto posto in classifica all'11ª giornata. La società mi ha chiesto di salvarci il prima possibile. Quindi la società dà l'obiettivo a inizio anno
Però tu lo dici spesso nelle dichiarazioni, cioè tu veramente coltivi questa idea di una Forum che stia lì, dove adesso? Io non mi nascondo, penso di avere una squadra che nelle prime 5 ci deve arrivare, come organico e come gioco. Ma nel calcio si fa presto a cadere, da allora una sola vittoria col Tolmezzo nelle ultime 10 partite. Domenica non basta avere più occasioni della Pro Gorizia per ritrovare i 3 punti. Sostanzialmente Bradaschi era in linea con l'obiettivo della società, salvarsi il prima possibile, ma i play-out cominciavano a bussare alla porta e domenica c'è lo scontro verità con il River Flaibano, ma non c'è più tempo per Bradaschi. Scatta l'esonero e la scelta di andare su Antonino Monorchio. Rientra subito in pista l'ex mister del centro sedia. Solo per fare un riepilogo degli allenatori tra eccellenza e promozione, com'è cambiata, si è cercato di non muovere tanto, no, le panchine, no? Però insomma alla fine in 2 categorie questo è quello che è successo tra in e out, no? Bradaschia, adesso Monorchio, Sandrin, Salger, poi vedete tutto il riepilogo, è ufficiale da oggi, anche se si sapeva, Franti alla Pro Cervignano Ruda, con Dorigo esonerato la scorsa settimana. Comunque un numero abbastanza corposo, possiamo dire. Voglio chiedervi un giro di opinioni sull'esonero di Bradaschia, ma anche sul tema che vi ho messo prima del servizio, che ho legato a Rispoli in parte a Monorchio. Chiudo il ragionamento e poi mi dite quello che pensate, perché la Forum Iuli cambia per i risultati che erano diventati negativi e perché ha paura di retrocedere. Però se tu hai paura di retrocedere, credo che vai sul mister della grande esperienza. Invece Monorchio appare il mister con cui costruire, che arriva sostanzialmente da 2 bellissime stagioni, ma con una squadra extra lusso in prima categoria e senza aver mai fatto l'eccellenza. Quindi se hai paura di retrocedere, fai una bella scommessa, cara Forum Iuli, no? Con tanti auguri per mister Monorchio, che lo reputo bravo, però noi dobbiamo fare un ragionamento. Quindi mi leggo Rispoli, Monorchio, Barrasca, giro di opinioni su tutta questa carne che vi ho messo sul fuoco. Mi fate un sunto, Fornasiere? Sì. Concordo con te che se tu hai paura di retrocedere non prendi un allenatore che non ha mai fatto la categoria, quindi secondo me c'era dell'altro che giustamente non vengono a dire a me o penso neanche a te. Ma te l'ha detto però Bradaschi anche a te, una fiducia mai sentita? Bradaschi mi ha detto avevo già il sentore da qualche domenica, mentre io ho sentito anche Roberto Stella oggi mi ha detto ci siamo allarmati con le ultime 9 giornate, 10 in cui abbiamo vinto una volta sola. Sì, però poi è come dici tu, la carne sul fuoco, giriamo la bistecca e tu hai messo un allenatore che sicuramente avrà delle capacità, ma che ha allenato un anno in prima categoria, viene da Storo Giovanile, poi ha fatto la prima categoria e ha fatto mezzo anno in promozione. L'andata è promozione. Vabbè, quindi credo che probabilmente se tu hai più paura di retrocedere o cosa, fai come il Cervignano, prendi Franti, no? Anche se il Cervignano non credo che rientrerà nella lotta per salvarsi. L'altro tema sul settore giovanile, sai, è un discorso secondo me troppo ampio. È chiaro che il passaggio da settore giovanile in una prima squadra è diverso ed è difficoltoso, non fosse altro perché da una parte gestisci bambini e dall'altra gestisci uomini, no? Credo che la gestione... Sono due cose completamente diverse. Noi abbiamo anche esempi, però ti faccio per dire, aveva una squadra, secondo me la mia risposta è che ci vogliono squadre forti, perché Alessandro Moras ha dimostrato, arrivando da un settore giovanile, di essere un signore allenatore che ha fatto grandi cose e le sta continuando a fare. Se mi fate il discorso del Pamai, me lo fate anche per il Fontana Fredda, gli davate così pochi punti? Gli davate una sola vittoria in campionato? No, così pochi no, però io ti avrei detto che io forse... Lo avrò anche detto che secondo me quest'anno Fontana Fredda giocava per salvarsi. Voglio sentire Poceco e Dea, 2 allenatori su questo tema. Poce? No, io penso che River Flaibano insegni, nel senso che loro hanno visto che purtroppo probabilmente non andava con
con il mister che avevano prima, sono tornati da Mauro Lizzi. C'è il tema dell'esperienza, no? Ma sì, sai, in questi casi qua penso che, sai, scommettere per scommettere diventa difficile. Poi, aspetta, voglio dire una cosa, io non conosco l'allenatore che adesso ha preso la Forum e porto rispetto per questo ragazzo qua. Certo. Perciò potrebbe essere che questo qua da adesso in avanti le vinca tutte e ci metta a tacere questo discorso qua. Diciamo che in linea... Noi facciamo un ragionamento esattamente, un po' nel ragionamento io credo che probabilmente nelle situazioni dove tu pensi ci sia un rischio devi prendere qualcuno che sappia gestire questo rischio qua. Dea? Allora, visto che hai visto il Fontana Fredda anche, dimmi qualcosa. Fontana Fredda è molto semplice, ci può andare chi vuole, se non fai gol diventa dura allenare, puoi metterti a 3, a 4, allenare 4 volte, fare tutto quello che vuoi, ma se non hai un giocatore che finalizza tutto il lavoro che fai diventa complicatissimo. Quindi lì non è questione di esperienza o non esperienza, è questione di numeri, di giocatori, è inutile, perché questo è il vero problema del Fontana Fredda. Sull'esonero di Bradaschia io veramente a certe volte faccio veramente fatica a capire, perché se sono questioni extra tecniche non lo so no, quindi non ha parlato la società, io la società l'ha scossa, dai, i risultati. Scusatemi, che scossa deve dare Bradaschia? Ha vinto il campionato dell'anno scorso, è in linea con quello che stanno facendo, ma se hai fiducia di una persona mandi via uno che in questo momento è tranquillamente salvo, pensando ma se hai fiducia, cioè voglio dire, è come se adesso San Luigi, dopo quello che ha fatto il mister Poce, adesso perché sono nei play-out prendono e mandano via il Poce, cioè che senso hanno queste cose qua? La paura, ma insieme si lavora insieme, si porta questo allenatore, gli si dà una mano, lo si aiuta, e quella squadra che avevano creato, tutto quel bel gioco che avevamo visto, adesso si è smarrito, non va più bene niente. Certe volte io sono veramente allibito dalle scelte della società, che rispetto, non ce l'ho di certo, non conosco mister Manorchio, quindi non lo posso giudicare, ma però insomma in certi momenti veramente esageriamo, secondo me. Mi pare chiaro, Mauro, il messaggio di Dea. Io però voglio fare un esempio. Qualche anno fa a Fagagna ho vissuto una situazione in cui 5 sconfitte di fila e il Consiglio si è riunito se esonerare o meno Pino Cortiula. Il buon senso ha voluto che Pino Cortiula venne confermato e il Fagagna si salvò a discapito della Fontana Fredda quell'anno. Cosa voglio dire con questo? Fontana Fredda e Forum. A Fontana Fredda hanno fatto una scelta, l'equilibrio. E quindi la componente societaria in un campionato del genere è fondamentale, perché a Forum, come dice il Dea, io condivido, hanno fatto secondo me una scelta un attimino affrettata e di mancanza di fiducia nei confronti di Bradaschia, che ha fatto... Io ho visto sempre visto da fuori, perché certo, poi la società può sapere se uno ha in mano una squadra o no, e quello lo saprà sempre la società, ma non noi. Fondamentale l'equilibrio che ti dà la tranquillità. Infatti io volevo che chiudeste voi, mister, ma la tranquillità che ti dà una società come Fontana Fredda, perché il presidente Muranella ha detto no, va bene, continuiamo. Io sono più preoccupato, e secondo me Monorchio, che è un bravissimo mister, perché l'ha dimostrato l'anno scorso, si è preso una patata bollente. Dimmi Pozzo che poi devo farvi vedere una cosa, che siamo in chiusura. Io spero che Bradaschia insomma non se la prenda se gli dico una cosa o se posso consigliare una cosa. Secondo me nell'intervista che lui fa dice che il suo Forum Juli può rimanere tra le prime 5. Al tempo, sì. Al novembre. Al tempo, sì. È un boomerang quello lì, no? No, non è che è un boomerang. Io credo che questa affermazione qua, poi ci sono delle aspettative e quelli che recepiscono questa affermazione, che è la società, e in questo momento qua la società è quello che poi giudica il tuo lavoro, se tu mi dici una cosa del genere e poi magari purtroppo non hai i risultati su quali prevedi, perché affermare di essere tra le prime 5 è un'affermazione abbastanza importante. E allora probabilmente anche lì qualcosa poi cambia. Se tu mi dici una cosa, poi non puoi. Ecco. Ma giocavano. Dobbiamo fermarci qua perché poi devo andare avanti. Devo mostrarvi questa classifica
che parla sempre di allenatori. E cambiamo l'ultimo argomento della serata prima delle stelle del Dea. Da quando Barbieri si è fermato, la notizia che si è fermato l'LME di Barbieri, in 13 giornate Barbieri sarebbe a 30 punti e il Chionza a 27, Barbieri e Moroso sono entrati nello stesso momento, la crisi dell'UFM è evidente, a 20 punti, distante da 10 dell'LME, questa eccellenza, perché stasera abbiamo parlato se è diversa dall'anno scorso, la risposta no, l'avete data voi, l'aggiungo io, no, perché l'LME ha le idee chiare, vuole effettivamente salire e lo ha praticamente fatto capire, e infatti guardate che ritmo ha dato. E chiuderemo mostrando una partita bellissima, l'LME Chionza, una partita con l'LME aveva dentro 11 giocatori che hanno fatto la Serie D. Ecco, in virtù di questo, questa classifica ha valore, chiedo a Dea e a Poceco, perché ho promesso che chiuderemo con Poce che ci dice chi vince l'eccellenza. La crisi dell'UFM è un tema, guardando anche alla forza di questa LME, sconfitta a parte, Dea, perché ha fatto una partita incredibile. Beh, la partita dell'LME è stata clamorosa e la classifica conta, certo che conta, perché insomma Barbieri non può e anche Gabriele Moroso non è che possono rispondere di quello che è successo prima di loro, quindi loro è giusto che facciano le valutazioni guardando quello che hanno fatto loro, e quello che hanno fatto loro in questo momento è qualcosa di importantissimo. Hanno dato un'identità alle due squadre. Dobbiamo dire che l'LME che abbiamo visto sabato ha fatto vedere veramente una forza impressionante. Poce, chi vince l'eccellenza allora, dopo tutte queste analisi, secondo te? E soprattutto c'è una similitudine col campionato dell'anno scorso? L'UFM la rivedi nel San Luigi o no? Ma l'UFM la rivedo nel San Luigi, io più che l'UFM io rivedo il Tamai nel San Luigi. Non lo so, ti dico, è difficile dire chi vince l'eccellenza. Ma l'UFM prima... Io penso che in questo momento, se la guardo a freddo, ti dico la Variant. La Variant. Ma l'UFM è troppo grande questa crisi. Tu che hai vinto, voi non avete vissuto una crisi così grande. Ma è davvero, come dice Zannutti, era normale il fatto che fosse arrivata prima con quel ritmo? Allora, secondo me ha spiazzato un po' tutti il ritmo dell'andata dell'UFM, no? Perché io credo che la stessa cosa che ho detto per il Tamai, posso dirla per l'UFM, non avevano una squadra, secondo me, costruita per poter andare come stavano andando. Però era sempre corto anche il risultato, non ha fatto mai prestazioni esaltanti. Però non faceva probabilmente la prestazione, ma faceva prestazione della squadra. Compatta, non rischiava quasi niente. Avevano una difesa, penso che aveva 4 gol in 12 giornate, adesso io non mi ricordo i dati precisi. Però sì, ha una flessione, ma ha una flessione per quella che è questa squadra qua. Nel senso che l'UFM, secondo me, non poteva tenere questo ritmo qua dall'inizio e portarlo... Come hanno detto loro. Ma per me sì, per me è una cosa naturale. Tamai può dire qualcosa al campionato? No. La favorita quindi è l'LME anche per te? Per me sì. Chiudiamo, le stelle del Dea, abbiamo parlato di tante cose bellissime. Dea, quali sono le stelle? Lo vediamo anche in grafica, vai. Beh, abbiamo dato 3 stelle a Alessio del River per la doppia parata e per la prestazione che ha fatto domenica. Le 4 stelle vanno d'obbligo a Toffoli del Pordenone, che con la tripletta ha sancito la vittoria dei neroverdi. 5 stelle c'è Trevisan, ma direi più all'azione, no? Allo sviluppo del corner del Chiabola, che è stato bellissimo, con una conclusione meravigliosa. E poi le 5 stelle superior le ho date alla maestosa prestazione di De Cecco di sabato. Dea, ci soffermiamo ancora un attimo sulla prestazione di De Cecco con le immagini e mi aggiungi qualcosa su cosa ha detto quella partita a te, con un De Cecco straordinario. Guarda qua, la rivediamo, chiusure, salvataggi, leader da ex. Cosa ha detto questa partita e cosa dice un giocatore come questo? Ma insomma è chiaro che probabilmente ci teneva tantissimo, visto che era ex, ha fatto una partita straordinaria contro un LME straordinario, perché per mezz'ora nel secondo tempo ha tenuto un ritmo che il Chios non è riuscito a sostenere, e il caso, questa volta devo dirlo, ha voluto che la partita la vincesse il Chios, perché l'LME è stato
di un livello superiore, ma la coppia centrale del Chions, Tomasi, De Cecco, ha fatto una partita clamorosa, con De Cecco che secondo me è mezzo punto superiore a Tomasi, però ti ripeto, l'LME ha fatto un secondo tempo con un ritmo, con una cattiveria, con una determinazione e con una qualità difficilmente riscontrabile. Abbiamo assistito tra altre cose a una gran bella partita. Esatto, una gran bella partita. Io dico che l'eccellenza può diventare ancora più bella in futuro se le partite sono più alziamo il livello, più l'eccellenza diventa bellissima. L'eccellenza non deve essere bellissima perché possono esserci dei limiti, deve diventare bella perché ci sono squadre che vogliono vincere, che hanno rose. È un bel campionato, dai. Questa è una partita di un gran bel campionato. È un bel campionato. E adesso sta arrivando il Pordenone, il Muggia ha ritrovato Ciriello. Un bel campionato. E se si vedono queste partite qua, togliamo un risultato, uno spot per l'eccellenza, sei d'accordo? Assolutamente. È stata bellissima. LME Chion sabato, sono d'accordo col Dea, ho visto un LME anch'io che mi ha impressionato. E ve la faccio rivedere in mezz'ora praticamente, una sintesi ampia, guardatela per chi non l'ha vista. Mister Poceco, per salutarci, abbiamo parlato bene di quello che state facendo, importante, aspettiamo ovviamente la fine per fare determinati ragionamenti, però tu volevi aggiungere qualcosa? Sì, no, io volevo aggiungere semplicemente una cosa. Ho parlato della squadra, dei ragazzi, però io devo parlare anche e menzionare i ragazzi che collaborano con me, perché Federico Giovannini, Gabriele Bernabic, Gabriele Veronelli, Simone Perossa e Gabri, il preparatore, il prof Vesnaver, ho un gruppo speciale che mi permette e che ci permette di lavorare nel quotidiano e durante la settimana in modo molto molto importante. Perciò voglio menzionarli e ringraziarli pubblicamente. Non abbiamo nominato stasera Ezio Peruzzo, un'istituzione a Trieste, quindi chiudiamo nominando lui, no? Tra l'altro Poceco era emozionato, non è mai stato Tele 4, se non arrivavo io dal Friuli non venivi. Sono stato 20 anni fa con Bernardis. Cioè, sei emozionato con Guerino. un po'. Guerino. Sì, Quindi... molto, ti ringrazio, guarda, ti ringrazio. Grazie. Però la prossima volta fai venire l'avvocato. Paolini tornerà nel nostro Pionisti, noi torniamo la prossima settimana a Udine. Grazie per questa puntata alla regia a Trieste, per l'ottimo supporto, grazie a tutti per averci seguito. Guardate il Chiose adesso in mezz'oretta. Grazie a Stefano De Agostini, ciao Dea. Ciao, grazie. Ciao mister. Complimenti per quello che stai facendo. Grazie mister. Simone Fornasiere, grazie. Ciao. Simone Mauro. Grazie a tutti. E mister Poceco. Grazie ancora dell'invito. Buona serata a tutti. Vi lascio la partita. Buona serata. Barbieri sfida il suo passato, quel Chions che ha portato in Serie D vincendo l'eccellenza, e oggi con questa sfida a Mortegliano potrebbe portare l'LME per una notte capolista in eccellenza, mai successo nella sua storia. L'anticipo del sabato LME contro Chions, con il Chions di Moroso che vuole fare un colpo in questo campionato per non farlo diventare anonimo. E ci siamo, è iniziata la sfida diretta da Ghiurca di Torino. Giornata fredda in quel di Mortegliano, piovosa, ha piovuto a lungo, campo ovviamente appesantito anche se a retto. Si gioca a metà campo con Borsetta che va dietro da Tuniz, poi la giocata ancora con Foschiani. Tosolini che allarga, manovra l'LME di mister Barbieri in piedi davanti alla panchina che controlla i suoi. Davvero un ritmo impressionante quello dato da Barbieri a questa squadra, che è diventata con l'andare delle giornate addirittura la favorita di questa categoria. Se dovessimo controllare la classifica dall'avvento di mister Barbieri, l'LME sarebbe capolista praticamente senza discussione. Ha preso tantissimi punti, 10 sull'UFM, 9 sul Tamai, insomma parleremmo di una stagione dominata. Il Chios dall'altra parte ha fatto bene con Moroso, ma ora vuole un acuto Boniglia. Attenzione, Bolgan ancora sulla destra, c'è De Anna in gol con la Juventina, va con l'esterno destro, attento De Cecco centralmente, non riesce a liberare il Chios, la girata di Bolgan, subito una bellissima giocata, pallone fuori non di molto. 1 minuto e 30 sul cronometro
Bella giocata di Bolgan. Ed è così che si gioca con De Anna, che va dietro, è uno schema, il destro riesce a salvare, ad allontanare la difesa del Chions dopo la giocata di Foschiani, e allora prova a distendersi la squadra di Moroso con Crivaro che va bene in profondità da Casella, attenzione, Casella la tiene ed è 1-0, che ripartenza perfetta, che affondo perfetto del Chions 1, LME 0 dopo 7 minuti. È stato bravissimo Casella che ha ricevuto palla ma l'ha tenuta, l'ha spostata e allora lì Peressini non poteva più fermare il centrocampista del Chions e l'LME va sotto nel giorno in cui appunto l'ex Barbieri punta alla vittoria per il primato. LME è chiamata allora a reagire. Il Chions, a differenza della Juventina, ha colpito subito, dopo un primo tempo di studio, nel secondo tempo aveva l'occasione la Juventina di passare in vantaggio, non ce l'ha fatta e poi ha colpito l'LME. Oggi il Chions invece è stato subito bravo a far male con questa bella palla, tutto in verticale, tutto in profondità, veloce, poi il colpo del KO iniziale di Casella. Attenzione lì Russi, non trova la porta. Fuori, l'errore in fase difensiva del Chions, palla regalata all'LME, Bolgan respinge Tosoni e poi può allontanare De Cecco, lo fa, rimessa laterale. Decimo, un'altra giocata dell'LME con Bolgan, anche se lì c'è stato un disimpegno sbagliato da parte della squadra di Moroso. Bene, adesso Tosolini che cerca il lancio, Cucchisi di testa, arriva la Scala, il tocco ravvicinato, il sinistro De Cecco va a fermare Zanolla, Urbanetto, stavolta sbagliato per Crivaro, bravo Tosolini a capire tutto, Bonilla, il calcio d'angolo. Baruzzini sul primo palo, nessuno riesce a girare di testa, allora si riparte con Casella che apre ancora per Baruzzini, vicino a lui c'è Mazzon, in area Duca sul primo palo, però c'è un intervento in anticipo. Baruzzini, 13° minuto, attenzione, bene Bolgan di testa ad allontanare, Mazzon prova a mettere giù, lì Russi, il pressing, riesce a tornare da Baruzzini che punta all'uomo, dietro da Mazzon, il cross, c'è la Scala ad allontanare, Bolgan con il petto, Baruzzini e poi Tomasi, adesso sulla sinistra Crivaro, Bonilla subito a pressare, il numero 11 bomber di questo Chions, riesce a toccare per Baruzzini, non può raggiungere il pallone il numero 8 centrocampista e allora rimessa laterale per l'LM, Bonilla dietro, Tosolini, Borsetta ancora gioca e scambia l'LM che adesso però cerca Zanolla, una giocata non gli riesce, attento Cucchisi, De Cecco alza questo pallone per Alcantara, bene la chiusura di Tuniz, Tosolini con il destro cercare il lancio, bravo Duca, la rimessa Foschiani, De Anna punta Duca, arriva anche Mazzon, il cross, De Cecco allontana, prova Urbanetto, riesce a trovare palla, guadagna anche la rimessa laterale e ormai siamo al quarto d'ora di gioco col Chions in vantaggio 1-0, decide il gol di Casella. Allora si parte con Zanolla che potrebbe andare lungo, va da Bonilla,
pressato da Urbanetto, il pallone passa, Bonilla ancora sulla destra, Bolgan stoppa e gioca con la Scala che perde però il pallone, recuperato da Alcantara, c'è fallo. Adesso ha smesso di piovere, il campo comunque è riuscito a reggere ad una mattinata piuttosto con pioggia abbondante. Attenzione alla giocata di Crivaro, è centrale, servito da Urbanetto, para Peressini e la lascia lì a Tosolini che va da Bonilla, ancora dietro Bonilla, domenica in gol da ex con la Juventina, uno dei giocatori più vincenti sicuramente a livello regionale tra Manzano e Brian Lignano. Alcantara servito da Casella, su di lui Zanolla, la mette per Crivaro, si ferma il pallone sul campo e ha favorito Peressini che la ritrova lì. Bravo adesso Lirussi a andare da Bonilla che calcia forte a cercare De Anna, lo trova. La sovrapposizione di Foschiani, De Anna punta invece Mazzon, bravo Mazzon a fermare l'altro numero 7, l'ex di giornata, Mazzon va via, viene spinto, calcio di punizione. Da rivedere l'episodio poco fa perché era veramente un pallone pericoloso in area di rigore, Crivaro era sulla traiettoria, ha frenato, è rimasto lì e Peressini se l'è ritrovato tra le braccia. Bonilla dietro per Tosolini, se la porta avanti bene, però rischia di perdere la borsetta, infatti è così e allora riparte bene Urbanetto, Casella, Alcantara, si distende il Chions, come ha già fatto, la tiene un po' troppo Alcantara, non c'è fallo secondo l'arbitro, allora può giocare e andare in dribbling De Anna che non riesce a toccare la Scala. Il pressing di Baruzzini che va sulla destra per Mazzon, attenzione al Chions che sa distendersi bene, apre tutto per Casella, la stoppa l'autore del gol, è finta, si accentra, tiene palla, il numero 4 e sbaglia il tocco sul più bello, si perde l'azione del Chions al 24esimo. Tuniz gioca sulla sinistra, Foschiani con De Anna, solita giocata di Foschiani, poi però l'intervento di De Cecco, tornato a livelli importanti, difensore centrale tra i migliori in categoria, ha dovuto recuperare da un lungo infortunio e Chios ha fatto un altro bel colpo, attenzione alla Scala che è riuscito a ricevere palla, Lirussi, lato corto dell'area di rigore, ancora Lirussi sul secondo palo per Bolgan, al volo, fuori. 35esimo, superato Bolgan con il sinistro, pallone che finisce sul fondo. Ecco, questa forse è l'occasione più pericolosa creata dall'LM, l'assist di Lirussi, il tiro al volo di Bolgan, De Cecco che porta palla, lo insegue Bolgan, De Cecco, Urbanetto poi apre sulla destra, l'LME guadagna la rimessa laterale, De Anna riesce a servire questo pallone, Casella in anticipo, però di nuovo LME che sta pressando bene e vuole trovare prima del riposo la giocata, Bolgan riesce ad aprire sulla sinistra da De Anna, sovrapposizione di Foschiani, De Anna vuole superare, Mazzon va con il destro, una deviazione di De Cecco, calcio d'angolo, va De Anna, Tosolini non riesce ad agganciarla, poi pallone in area di rigore, Tomasi, il calcio di punizione a favore del Chions, forse per una spinta, un fallo da Alcantara. Tosoni, lancio, rinvio, Urbanetto di testa a prolungare, Alcantara riesce a toccare con il petto per Urbanetto che va a cercare Mazzon, arriva Tosolini in anticipo, il pressing di Urbanetto, poi Foschiani, De Anna, Duca su di lui, Baruzzini. Arriva la Scala che vorrebbe il fallo, si lamenta, ma si gioca, rimessa laterale per il Chions. Urbanetto, bene per Casella che ha spazio, Alcantara, largo sulla sinistra, il numero 10 può centrarsi, va con il destro, Peressini la tiene lì Peressini. Conclusione centrale, De Anna.
riesce sempre a sterzare De Anna, e adesso il lancio a cercare Bolgan al limite, Tosoni, bravo, via da De Cecco, Barozzini torna dal difensore, provano a scambiare i due, esce De Cecco adesso, bene con questo scambio, e qua l'errore invece, in partenza l'errore, poi Crivaro sbaglia di più perché gli era arrivata palla, col tacco poteva fare meglio, va a pressare Casella, pressa Alcantara, bravo La Scala a girare dagli russi subito da Bonilla, molto bene anche in questa uscita l'LME che guadagna una rimessa laterale in fase d'attacco, anche se la batte leggermente indietro Bonilla che va da Tosolini, 40esimo ormai, regge il vantaggio del Chionza nel primo tempo, che poi ha perso pericolosità offensiva. La squadra di Moroso gioca all'LME di Barbieri a cercare però uno spazio, una giocata vincente, ci aveva provato poco fa Bolgan con un bel tiro al volo. Lì russi, Tosolini che sale, resta indietro Tuniz. Attenzione però qua, rischia Tosolini, infatti non riesce a giocare bene questa palla, intercettata da De Cecco, cade a terra Urbanetto, pressato dalla Scala, Urbanetto può andare da Crivaro, fondamentale il recupero di Li Russi perché se questo pallone passava poteva far male. Attenzione adesso pallone per Bolgan, l'uscita di Tosoni, e questa è un'uscita molto bella da segnalare, l'intervento di Tosoni sul suo ex compagno Bolgan. Baruzzini di testa, Bonilla che va sulla sinistra, ancora possesso palla dell'LME, Tosolini, Tuniz, la giocata adesso sbagliata dell'LME che perde palla a metà campo, Alcantara poteva far meglio, Bonilla, Crivaro dietro da Tomasi, sta facendo molto bene anche la coppia centrale del Chions, perché comunque le occasioni arrivate dell'LME non sono state completamente nitide. Qua De Cecco come va via, si propone addirittura là davanti, non riesce però a essere premiato. Alcantara va da Casella che allarga il gioco da Baruzzini, Baruzzini la stoppa, poi va con Duca, di nuovo Baruzzini, centrocampista del Chions, cerca la giocata per Crivaro, interessante, la trova Crivaro, è fuori per Essini, il tocco sotto, non trova nemmeno la porta, finisce proprio esterno, poteva diventare pericolosa la giocata però di Crivaro, poi sporca al 42esimo. Meno di 3 minuti al termine di questo primo tempo, Li Russi pressato da Casella, riesce ad andare via molto bene l'ex Chionze, Tamai che porta palla, va dall'altra parte con De Anna, si propone Foschiani, De Anna vediamo cosa fa, sterza ancora su Duca, poi la giocata di La Scala, va con il sinistro, ancora fuori, non va questo primo tempo, l'LME ci ha provato ma non è riuscito a calciare in porta e a trovare l'occasione, trovare la giocata vincente in un primo tempo che dice Chions 1 LME 0. De Cecco, Alcantara la mette giù, può girarsi, Urbanetto va da Crivaro, Bonilla su di lui, riesce a passare Crivaro ma con il fallo. Parte proprio adesso il minuto di recupero, Bonilla non riesce a superare Casella, La Scala, Tomasi si gira e allontana, pallone in campo, Zanolla, Alcantara su di lui, ancora pallone in campo, cade a terra Alcantara, calcio di punizione, tiene palla al numero 7, è finita qua, finisce qua il primo tempo, Chions 1, LME 0, decide il gol di Casella. Secondo tempo di LME Chions, si riparte con la squadra di Pister Moroso in vantaggio 1-0, l'LME che deve recuperare la rete di Casella, il gol arrivato con la giocata in ripartenza del Chions, calcio d'angolo dell'LME, poi Urbanetto che porta palla, va da Crivaro che va poi in profondità e Casella è bravo a spostare palla, saltare per Essini e mettere in rete. Zanolla, Borsetta apre, De Anna gli lascia palla a Foschiani,
De Anna con il sinistro, Bolgan traversa Lirussi, anticipato da De Cecco. La traversa dell'LME dopo poco più di un minuto, l'occasione subito del pareggio, c'è un giocatore a terra. E allora si riparte con l'LME pericolosa, subito, vicina al pari. De Anna prova ad andare via, Duca lo ferma, Baruzzini. Subito cercare questo pallone per Crivaro, Tosolini capisce tutto, va in profondità a cercare Bogan, forse fuori gioco. Fuori gioco. Com'è ripartita la squadra di Barbieri, che ha giocato sostanzialmente un buon primo tempo, è stata punita da una ripartenza nel momento in cui era sbilanciata, poi c'è stato un momento del primo tempo comunque dove il Chions sembrava proprio gestirla e poi è cresciuta la squadra di casa, già nel primo tempo ha fatto vedere belle cose. Adesso bello questo pallone per Lirussi, di La Scala, Lirussi, De Cecco su di lui, rientra, va dietro e questo sinistro però è proprio brutto. Tosoni, bravo di tacco De Anna per La Scala che va da Bolgan, fuori gioco. Questa volta mettiamoci un punto di domanda su questo fuorigioco. La rimessa con le mani per Baruzzini, ancora Duca che sbatte su De Anna che ora protegge palla e va via a Baruzzini. Il tocco centralmente, Urbanetto però può fermarlo, c'è Bonilla che gioca dietro ma arriva Mazzon. Un paio di errori adesso in questa situazione sulla tre quarti. Crivaro, Urbanetto, ancora Crivaro sulla sinistra, dietro Baruzzini, e qua gioca sempre sulla sinistra il Chions, riesce a trovare anche lo spazio per andare via con Mazzon. Bonilla in ritardo, il cross, non c'è nessuno in area, pallone che arriva ad Alcantara, non lo allontana qua difensore dell'LME Foschiani, diventa un'occasione in area ancora per il Chions con Urbanetto. Allora Alcantara, cross, Murato, rimessa laterale, Duca, Urbanetto di testa prolunga l'intervento in difesa dell'LME, poi De Anna lontana, Bolgan, De Cecco lo deve fermare trattenendolo, cartellino giallo e calcio di punizione per l'LME. Zanolla, La Scala, Tosolini, Bonilla sulla destra, De Anna dietro da Tosolini, pressato da Alcantara, si gioca ancora sulla destra, cambia come spesso fa ritmo. De Anna che non riesce a concludere la finta, La Scala allo spazio per Bonilla, non è fuori gioco, 1-1! La velocità di esecuzione e la qualità dell'LME all'8° minuto, LME 1, Chions 1, che bel gol, ancora Bonilla, colpito il Chions da questo secondo tempo dell'LME che in 8 minuti ha creato prima 2 occasioni e poi il gol De Cecco. E adesso naturalmente l'LME cercherà di andare a vincerla questa partita. Ricordiamo che l'obiettivo con cui è iniziata questa sfida per la squadra di Barbieri è il primato dell'eccellenza per la prima volta, almeno per una notte, in attesa dell'UFM. Si gioca allora Bolgan servito da Foschiani, Casella va a pressarlo, non riesce a raggiungere il Chions Crivaro, allora Bonilla che va sulla destra da De Anna, la finta di Bonilla che difende il pallone e poi gioca con Tosolini che non serve Tuniz, preferisce gestire lui questa situazione con il pressing di Urbanetto, poi Zanolla che va da Bonilla sulla destra, ancora Bonilla che scambia con Zanolla, va da Bolgan, Zanolla ritrova il pallone a metà campo, gioca nell'ME, si distende, gioca davvero bene nell'ME. Foschiani, il cross, non benissimo Tosoni, la rovesciata Bolgan, fermato dal portiere del Chios, poi De Anna
Che occasione, De Anna, scala dietro, Bonilla, ancora De Cecco, allontana col petto, Bonilla, Lirussi, dietro, Volgan e poi Baruzzini. 10° minuto, è successo di tutto, ma soprattutto Tosoni dopo l'errore ha recuperato con una chiusura decisiva, poi De Cecco che allontana solo parzialmente, Zanolla che va con l'affondo, il sinistro, Baruzzini lo ferma, De Cecco allontana, Alcantara deve adesso rallentare il Chions che è in difficoltà, Alcantara gestisce palla, pressato, va da Tosoni che allontana con il destro. Che secondo tempo dell'LB è ripartito con una forza incredibile, è in difficoltà il Chions, ancora il pressing di una squadra davvero che sembra indiavolata e sembra che in questo momento il Chions abbia perso certezze e deve forse, vediamo diversi uomini che si stanno riscaldando, forse deve mettere mano Moroso alla squadra. Calcio di punizione, 12° minuto del secondo tempo. Attenzione, pallone che resta lì, nessuno riesce a intervenire. L'occasione per l'LME, forse pallone che poteva colpirlo di testa Tuniz, alla fine il Chions riesce a salvarsi, pericolosa la punizione dell'LME e adesso deve ripartire la squadra di Moroso. Non hanno calciato, ma la teniamo anche questa come occasione perché quel pallone era davvero pericoloso. Ma che bene ancora l'LME con De Anna che va da Bolgan, fuori gioco, però ha proprio una facilità di affondare l'LME che in questo momento è incredibile. Zanolla, Bonilla, De Anna, accelera, Tosoni non allontana bene, poi il fallo su Tomasi, però c'è tutto un secondo tempo da giocare, il Chions prova a riprendersi dopo questo inizio in cui davvero è stata un po' colpita come un pugile suonato, deve rimettersi a giocare la squadra di Moroso, ritrovare l'equilibrio, lo fa andando avanti così e trovando un calcio d'angolo. Casella, calcio d'angolo, Crivaro, Peressini respinge, ben appostato e poi proprio Pavan appena entrato, mura l'LME, mano di Pavan, cartellino giallo. Riesce a girarsi De Anna, pallone dietro, palo, che occasione qua per l'LME, fermato dal palo, forse lo stesso De Anna, incredibile, ha fatto tutto da solo, una giocata iniziata dalla rimessa laterale e al 23esimo l'occasione del vantaggio. Non c'è fallo, ancora lui. Che partita del numero 7 di Barbieri. Il rimpallo sulla testa di Lirussi che va a pressare, si propone, allora Bolgan vuole palla a Lirussi, non gliela dà, Bolgan poteva fare meglio qua ma riesce adesso a servire la scala che va dietro da De Anna, si propone anche Zanolla. Lirussi riesce a servire Zanolla, ancora al centro, Bolgan resta lì, Lirussi non so chi ma la ferma, poi succede di tutto anche nel fango di un terreno adesso appesantito, si salva il Chions che praticamente in questo momento è dominato dalla forza dell'LME che continua ad attaccare. De Anna, l'apertura, il tacco. Su questo terreno non è la migliore idea, infatti va De Cecco e riesce a uscire il Chions. Urbanetto. Altra occasione per l'LME, possiamo dire 3 almeno, forse 4. De Anna che riceve, si sposta a palla, fa un po' quello che vuole De Anna. Ha saltato quasi sempre l'uomo. Nel secondo tempo anche un palo.
Foschiani va proprio dal neo entrato Ruffo. Ruffo, il cross, De Cecco, Bolgan su di lui, la riesce a prendere, vuole girarsi, vuole andare da solo, De Cecco lo ferma con una scivolata. Bravo qua De Cecco. Grande intervento di De Cecco. Campo che soprattutto nell'area di rigore del Chiosa è diventato ancora più pesante, ma perché sostanzialmente si gioca molto lì adesso. Attenzione però Urbanetto che cerca Alcantara, decisivo l'intervento di Tosolini, poi Urbanetto che va a riprenderla e si guadagna il calcio di punizione. Non si può distrarre col Chions però, perché poi ha là davanti gente come Urbanetto, Alcantara e non solo, e può diventare pericolosa. Qua c'è un calcio di punizione adesso dove Baruzzini insomma può sempre diventare pericoloso. Baruzzini deviato, gol! Chions 2, LME 1. Ha dominato il secondo tempo l'LME, ma in vantaggio il Chions con Baruzzini. Il calcio è questo, o è anche questo. Deviazione fondamentale che mette fuori tempo Peressini, che non riesce poi ad andare a trovare questo pallone che era anche piuttosto centrale. Poi la deviazione lo ha fatto diventare centrale, ma è andato fuori tempo, non ha avuto più la forza di andare a cercare la deviazione. Forse poteva fare qualcosa di più, ci mettiamo questa domanda, però la deviazione diventa fondamentale anche perché comunque il sinistro di Baruzzini è forte. Comunque una giocata, una punizione guadagnata e il Chiosa è di nuovo in vantaggio. Ruffo, Urbanetto di testa per Baruzzini, Tosolini dice a Zanolla aspetta, ci penso io, vado a Bonilla. Tosolini, Bolgan, De Anna, Zanolla, Lirussi prova a girarsi, pallone che resta lì, Bolgan prova a calciare, cerca lo spazio, fuori. Difficile anche da spiegare certe partite. De Anna spazio, cerca di trovarselo con la sua velocità, poi riesce a servire Ruffo. Il destro di Ruffo, la tiene lì Tosoni. 41esimo superato, attacca la squadra di Barbieri. Il cross a cercare Bolgan, la girata e Tosoni c'è. Cross di Campana. Pallone gestito dal Chions con Pavan che va da Baruzzini che calcia, palo e poi fuori gioco di Koulibaly. Quando calcia Baruzzini, ragazzi, che botta, palo, fermato il 3-1 che avrebbe chiuso la partita. Non arriva il terzo gol, arrivano 4 minuti di recupero. La botta di Baruzzini avrebbe fatto partire i titoli di coda su LME Chions, invece ci sono ancora ormai già 3 minuti da giocare con l'LME che vuole almeno pareggiare, pallone che passa, arriva Tosoni, tiene lì, triplice fischio a Mortegliano, non riesce l'operazione primato all'LME, il Chions vince e batte una delle grandi del campionato, prima sconfitta della gestione Barbieri e dopo aver battuto 2-1 il Tamai, batte 2-1 anche l'LME. Che vittorie per il Chions, decide Baruzzini. Una partita bella, divertente, con tante giocate, davvero complimenti ad entrambe, non meritava di perdere l'LME, ma nel calcio i risultati maturano anche così. Dopo il vantaggio di Casella, nella ripresa entra l'LME con grande forza, trova il gol dell'1-1, ma soprattutto potrebbe trovare il gol del 2-1 a diverse occasioni, ma non basta, vince il Chions. E allora con i gol
di Casella nel primo tempo, nella ripresa Bonilla e poi il 2-1 di Baruzzini, a Mortegliano vince il Chions. Per quanto riguarda il primo posto, tutto ancora nelle mani dell'UFM, che resta prima anche di sabato. Non riesce l'LME a cercare questo obiettivo storico. A metà campo il Chions abbracciato, altra vittoria di prestigio per i ragazzi di Moroso, prima sconfitta dell'LME targata Barbieri.